Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo Brescia in tavola, questa è la nostra ultima puntata, vi raccontiamo una ricetta particolare, anche questa proveniente da Monno, che è Monno, il paese d'origine della nostra Patrizia, titolare della trattoria Villa Glori. Ecco, vabbè, insomma, la ricetta è fladarde. Cosa sono? Sono frittelle di patate che possono essere dolci oppure salate. Bravo! Ricordiamo gli ingredienti, Bravo, Federica. dai. Allora, ci vuole 1,5 etti di farina bianca 00, 3 patate schiacciate, un uovo e dell'olio per friggere. Bravissimo! La ricetta è semplicissima, è tutte semplici, e questa è semplice. Allora, gonde le sale le nostre patate. Una volta che le sale, gonde schissale. Le schiacciamo con chi? Con la forchetta? Però schissale con del tiro busù, guarda, non se tagariet. Cosa? Con del tiro busù. Se mio cosa è il tiro busù? No. Ma che bontà! Ma che bontà! Da noi c'è il tiraboussou. Che cos'è secondo? Secondo me tiraboussou va dal francese tirabouchot, sarebbe tiratappi. Tiratappi, il levatappi, cavatappi. Sì, noi lo usiamo per le bottiglie di vino. E come dite voi cavatappi a Marsala? Tiratappi. Matteo per la simpatia, Sara per la bellezza, così gli ascolti aumentano, no? Sara di Cortefranca, il tiraboussou, tu sai che cos'è? Secondo me i cavatappi. Perché la guardi così? Che lei ci ha azzeccato, no? Secondo te cos'è il tiraboussou? Probabilmente il cavatappi. Beh, vedi che fa quello che dici Sì, adesso. Passi davanti a una gioielleria, vedi un bel anello, un bel gioiello. sì, Dici, compramelo. E lui lo fa, perché vedi, ascolta, fa tutto quello che dici tu. Esatto. Tiraboussou. Il cavatappi. Ah, e lei lo usa il tiraboussou? Sì, certo. È uno che apprezza i vini? A volte sì. Intendito, A volte. Non sono un gran bevitore, però insomma. quel poco che basta per apprezzare. Esatto. Grazie. Prego. Oh, che capì che roba che era il tiro busù. Adesso mio niente. Il tiro busù, Finalmente mi cavatappi. ha puntato il sa niente, là de niente. Il cavatappi. Dai, allora, buongiorno. schiacciamo le patate. Bravo, le fonborle, schissom, gamettom, aio, la nostra farina e io, seconde formate le baline. Sì, ma piantelo. Una bacchettata sui Stefani, niente, in una fino post, niente, allora, fonda le belle baline e le schissom. Quando le schissate, quando mettere su l'olio a fa boer, deve essere bel caldo, proprio bel caldo, e metto un detergente alla osto le nostre frittelle di patate, una volta cotte le gilon, le ultome, le pirlon, una volta cotte le tiron fuori, le fon su gas della carta assorbente. Quando è belle sete, possono farle diventare dolci o salate con la sal o col zucchero. La metto o un po' di sal se le preferisco mangiare salate o un po' di zucchero se preferisco gestale dolce. Bene, grazie, anche questa è la nostra ultima puntata di questa breve edizione di Brescia in tavola. Speriamo di avervi fatto buona compagnia, di avervi insegnato qualcosina di nuovo, qualche ricetta semplice, curiosa e gustosa. Grazie ai nostri sponsor Lupo Antico Serramenti, Castelvedere, Z Cablaggi e ovviamente la nostra amatissima trattoria Villa Glori. Grazie alle nostre direttrici, al nostro Emanuele Carpella che ha montato e ha fatto tutto quanto nella regia. Grazie a te Federica, ci siamo divertiti, voglio tanto bene a questa Federica che è proprio brava, bella e simpatica. Oh, guardate che noi torneremo tra pochissimi giorni subito con un nuovo format, Bressa Belesa. Volete sapere come sarà? Ci seguirete, va bene? Grazie, alla prossima, ciao! Ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.